Questo è Allora, torniamo a noi, ci ha lasciato Maurizio Conte, doveva scappare assolutamente, però riprendiamo il punto. Avevo tolto la parola a lei, Castaldo, prego. Prima ho sentito dire che a volte le riforme si fanno sull'onda delle elezioni o per volontà questo ormai sembra, di lisciare il pelo all'opinione pubblica. Non è così per quanto riguarda il governo Renzi, perché penso che nell'ultimo anno chi ha pagato più dazio con la riforma nella scuola o la riforma del Jobs Act, andiamo a vedere le ultime regionali, è stato proprio questo governo, dove è passato da poter rispondere con dei tempi magari dilatori e superare quella che era la tornata elettorale delle regionali, invece è andata avanti su quelle che erano delle riforme sulle quali si credeva e che oggi stanno dando i primi risultati. Non sto qui a snocciolare numeri perché può piacere o no, comunque rispetto a una situazione stantia che c'era prima, sia cambiata l'economia a livello internazionale o sia cambiata a livello nazionale, oggi i dati portano a dei risultati che sono positivi e questo pagando anche dazio nell'opinione pubblica. Perché questo va ricordato, di questo governo sicuramente si possono dire cose positive o meno, ma non certamente quello di non voler fare, affronta i problemi a volte con delle strutture. Faccio anche l'esempio dell'IMU sulle aree agricole. Un'altra cosa che, volendo togliere l'IMU da tutte le realtà, lo scorso anno c'è stato un errore sulle aree agricole. Si è provveduto con la legge di stabilità di quest'anno. A volte alcune cose non riescono sempre positivamente nella loro interezza. Importante è gradire la volontà di superare quelli che sono dei problemi o delle stagnazioni oramai Questo durature. è vero, però quando si parla appunto anche di pubblica amministrazione, il cittadino, quindi sempre il cittadino che poi fruisce di servizi, pubblica amministrazione e quant'altro, si aspettava un qualcosa di importante. Qualcuno ha accennato prima a Cottarelli, tagli che devono essere fatti, è il successore poi di Cottarelli, perché lì è stata una scia di personalità anche illustri che sono andate via, perché quando si è toccati i ministeri lì c'è stato il veto proprio da parte del Presidente del Consiglio che ha detto qui non si toccano, da realtà e non solo i ministeri che ho rappresentato e che rappresento tuttora. Sono convinto di questo, che a livello ministeriale ci sia molto sul quale lavorare e andare a razionalizzare. Sì, però perché questo tocca la pubblicità. Allora il dipendente pubblico si sente anche offeso, quello che lavora, perché dice venite a guardare me Pulce, quando poi lì a Monte, a Roma, c'è il marasma che non si può toccare. Però dobbiamo dare l'esempio. Io sono sempre convinto che dal piccolo si parta. Quando noi nella Regione Veneto abbiamo la possibilità di fondere 2 comuni, e quindi andare a razionalizzare nel piccolo, magari poco, dobbiamo dare questo esempio. Questo non avviene in Veneto, l'abbiamo visto buon ultimo circa 15 giorni fa, 2 comuni chiedono di andarsi a accorpare, nel tempo avrebbe prodotto qualche risparmio, questo oggi si dilunga nei tempi di almeno un altro anno. Noi dobbiamo avere a livello regionale, indipendentemente da quella che è la collocazione politica, la volontà di riformare dal basso, perché se noi aspettiamo sempre che sia Roma, probabilmente i tempi saranno un po' troppo lunghi rispetto a quelli che ci possiamo concedere. Partiamo dal piccolo, a livello regionale, a livello provinciale e anche comunale, andare a razionalizzare. Dopodiché possiamo invocare lo scandalo per chi non lo fa, ma se invece il percorso è opposto, Roma non lo fa, quindi sono giustificato, questo è un metodo che non ci porta da nessuna parte, ripeto, da noi. Però per il dipendente pubblico, io ho parlato anche con dipendenti pubblici, tra l'altro anche non del Veneto ma di altre regioni, che tendono un pochettino così a prendere le cose un po' più alla leggera, ma magari veramente hanno poco lavoro. E dicono, ma perché non ci danno il buon esempio da dove lì non fanno veramente niente? E chi va a Roma nei ministeri se ne rende anche conto, con tutte le eccezioni del caso, però c'è un andazzo Abbiamo terrificante. delle leggi che sono nazionali, non si può pensare che ci sia una legge. Bisognerebbe dare un esempio dall'alto, non dal basso, cioè l'esempio si sa che viene dall'alto, dalla testa. Deve iniziare a dare l'esempio, insomma. Perché sennò sempre i poveretti piccoli. A livello locale penso che questo, qualsiasi sia il comune, la sua dimensione qui nelle nostre realtà, che sono piccole, si possa anche andare a verificare che il buon esempio viene dato. Si può ancora fare qualcosa. Però io credo che su questo punto che lei ha toccato una gran parte sia da attribuire a una responsabilità di natura politica. Mi riferisco all'Unione dei Comuni. Allora, noi qui in Veneto abbiamo sostanzialmente 2 fusioni dei comuni che sono nate ed esperite circa 20 anni fa, e sono Carrara Santo Stefano con Carrara San Giorgio, e poi c'è nella zona di Rovigo Porto Viro, se non ricordo male. Sono 4 in tutto in Veneto. Ecco, benissimo, ce ne sono altre 2 che mi sono sfuggite. Però l'indicazione regionale anche sull'Unione dei Comuni era molto chiara, con regole certe e precise, ma quanti hanno effettuato effettivamente? Tralasciamo per un momento nella nostra area la zona del Campo San Pirese, dove abbiamo una realtà che è splendida, con l'Unione dei Comuni di Campo San Pirese. Altre realtà non ve ne sono. No, sono 29 in Veneto, scusami, perché purtroppo la seguo. No, parlavo di Padova ora. Io ho degli esempi, ce ne sono molte altre. A Treviso non ce n'è neanche una. Io ho degli esempi però che ho seguito io personalmente, e ti posso garantire, ci sono stati diversi tentativi di unione.
sono avvenute in modo particolare nella tornata precedente, quando c'erano da parte della Regione Veneto messe a disposizione delle risorse per mettere in unioni comuni, ok, trascorso il periodo X tutti sono ritornati nella condizione ma perché non si solo sono per dare fatte? informazione, solo una si è sciolta, adesso dobbiamo però fare anche una quali solo una? Solo una nella Bassa Padovana si è sciolta, per il resto se li sono formate. La realtà è che bisogna unioni di comuni hanno le funzioni in comune, ma unioni di comuni c'era solo quella del Conselvano che si è sciolta d'amblè. Una. Per le ragioni che poi io ti dico, siccome seguo anche Rovigo, ne ho altre due in quel di Rovigo. Comunque il senso è che se ma il messaggio che volevo dare io era molto chiaro, cioè io credo, ma credo lo pensino un po' tutti e lo pensi anche lei, che oggi per le dimensioni che hanno i nostri comuni c'è la reale necessità di mettere veramente insieme le funzioni e di iniziare un ragionamento diverso, che era previsto dalla normativa. Ma dove lo vogliono fare? Non glielo fai fare? Scusami. E perché non glielo fai fare? Perché il cittadino non sa. Vediamo, Ospedaletto e Este hanno chiesto esatto. di fare referendum per fondersi, la Regione ha guadagnato tempo per scavallare le prossime elezioni. Cioè questo è un bruttissimo. Quindi è una questione politica, entriamo nel... evidentemente. Come vede, qui non c'entrano i lavoratori al di là di un fatto, o i sindacati, no? Ecco, perché però poi è un processo che va avanti da qualche anno, non certo. si può pensare che quando arriva vicino al traguardo diciamo prendiamo un altro anno. Ma il messaggio... E finisco, scusami, ti ho interrotto. No. La Regione in questo ha un potere di riordino delle realtà locali, lo vediamo quando si disciplinano gli ATO, quando si disciplinano le ULS, si vuole andare, come si dice, a fare una massa critica maggiore. Vada a incentivare anche i comuni nel mettersi assieme, che ci siano ancora comuni da 120 abitanti, non dipendenti, 120 abitanti in Veneto, forse nel terzo millennio, con tutto il rispetto dei dipendenti, che saranno nella misura di forse uno. Il discorso anche alle società volevo... di servizio pubblico locale. Questo sta avvenendo, questo sta avvenendo nella riforma Madia o non riforma Madia, il problema è da altre parti dove ci sono 2.500 come in questa direzione una politica che punti all'aggregazione, alla crescita di dimensione. Ma comunque il senso ogni comune ha scelto la sua strada. Il senso del ragionamento che si sta facendo adesso ci sta portando un po' fuori. Il senso è che l'unione dei comuni, unire le forze, si va a ottimizzare le risorse, alle minori spese, e siamo partiti dal discorso che deve risparmiare lo Stato e ci siamo agganciati al discorso che i comuni potrebbero risparmiare. Quindi torniamo al discorso dove eravamo partiti, su quello che sono i costi dello Stato, i risparmi dello Stato, perché se la coperta è corta è difficile poter rinnovare il contratto di lavoro se non si va a fare una spending review interessanti in generale. Ma quello in generale, la questione della spending review in generale, cioè, secondo lei Lazzarini è una questione meramente politica? Assolutamente sì, ma perché quando prima, sempre nel giro, sentivo i termini tagliare, razionalizzare, sono ben differenti. Il tagliare vuol dire perché bisogna sempre considerare che la pubblica amministrazione è una grandissima azienda con tanti sedi distaccate. Quindi se noi pensiamo che in un'azienda privata io vado a tagliare il marketing perché le cose non vanno tanto bene, lì è l'inizio della fine per quell'azienda. Quindi perché tagliare e non ottimizzare e razionalizzare? Ora, a me piace molto di più il termine razionalizzare. In questo caso qui si è partiti, e sono d'accordo con l'intervento di poc'anzi che si diceva, la macchina amministrativa, partiamo da Roma, bene, chi c'è a Roma? I politici, ok, politici, diamo il buon esempio, perché tutti dicono, ah sì, si dà il buon esempio, però anch'io quando ero piccolino dicevo, mamma ho preso un brutto voto, ma anche quello ha preso un brutto voto, io andavo sempre a prendere il peggiore e mia mamma andava sempre a prendere il migliore della classe, allora io dico, andiamo a prendere gli esempi buoni, dei buoni politici e cominciamo a vedere e fare... Io uso dei termini a volte forti dei processi. Ma chi è il buon politico secondo lei? Il buon politico è quello che comportamenti ha il buon politico? Il buon politico è quello che cerca il contatto e quindi si rende a disposizione del popolo. Quando prima sentivo dire che manca un tavolo, quindi un confronto, un dare voce anche a diverse realtà, seppur non condividendo oppure confrontandoci, lì quello è il buon politico secondo me, il politico che si fa vedere, che scende in piazza, che scende in mezzo alla gente, che dà voce al popolo. Abbiamo visto quella butad di Beppe Grillo, parlandoci chiaro, che scende in piazza, ha dato un fuoco, insomma è stato fuoco di paglia perché poi magari non è continuato, è taciuto in tante occasioni dove poteva intervenire, però ripeto, quando si dà voce anche a un altro interlocutore, allora in quel caso lì quello a mio avviso è un buon politico, indipendentemente che sia di destra o di sinistra.
Quindi adesso non giudica che ci sia una buona politica, perché se abbiamo le parti sociali che non riescono a dialogare. Esattamente, proprio il fatto che non si riesce a dialogare, quindi quando prima si diceva, va bene, si andava comunque, Conte diceva, si andava comunque in piazza e si facevano gli scioperi, ok, dopo aver parlato con Berlusconi, ma almeno con Berlusconi si parlava, si interagiva, si aveva comunque un confronto, in questo caso... Magari non l'ascoltava, però insomma... Comunque, esatto, però... Comunque il problema è che il governo non è che non ascolta le parti sociali, non ascolta la Corte Costituzionale. 3 mesi fa la Corte Costituzionale, uno tra gli organi più importanti dello Stato, dice al governo, devi trovare le risorse, perché la pubblica amministrazione in questi 7 anni di assenza contrattuale ha perso mediamente un potere d'acquisto stimato in. Non ti diciamo di recuperare anche il pregresso, perché ci rendiamo conto che l'ammontare delle risorse sarebbe rilevante, ma tu devi sederti attorno a un tavolo, dice quella sentenza, leggetevela, e fare un contratto. La Corte, si fa cosa fanno? Nella legge di stabilità ci mettono 234 milioni di euro. Tradotto per il numero di dipendenti pubblici sono 7,64 euro lordi di rinnovo, cioè 2,50 euro netti. Io credo che sia un'offesa alla dignità di chi lavora all'interno della macchina pubblica. Fermo restando che chi non fa il proprio dovere va a casa, ma quelli che lo fanno tutti i giorni negli ospedali, nei pronti soccorsi, negli asili, nei servizi, nei vigili del fuoco, nella polizia quando corrono dietro i ladri, forse proporgli 2,54 euro di aumento dopo 6 anni di assenza contrattuale è un'offesa alla dignità del lavoro. Questo è il punto vero. Però Renzi ha detto 80 euro li ha dati. Perché lui è abituato a immaginare una sorta di, come dire, di rapporto preferenziale, l'état c'est moi, ma l'epoca di Luigi XV, il Re Sole, è finita da qualche tempo e prima o poi lui dovrà prendere atto che se veramente vuole cambiare il paese si metta attorno a un tavolo e discuta con chi rappresenta i lavoratori, perché noi non siamo né stolti né... Non capiamo che bisogna ragionare rispetto alle problematiche e trovare il punto, come dire, no? Di misura delle esigenze del governo e delle esigenze di chi noi rappresentiamo, ma vogliamo discutere e non solo di governo e di soldi, perché diceva bene Cristian Ferrari, all'interno del contratto collettivo non si disciplina solo la parte economica, c'è quella normativa con tutto quello che riguarda la parte normativa, diritti e doveri, funzioni, accorpamenti, funzioni dello Stato, organizzazione dei servizi, qualificazione del personale, formazione. Insomma, questo vogliamo discutere, non di aria fritta, ma è preferibile andare sulla stampa a dire che siamo un coacervo di imbecilli, ignoranti, incapaci, perché, come dire, è utile per non fare le cose che vanno fatte, scelte importanti per rinnovare i contratti e non solo i contratti. C'è un altro aspetto che a me interessa sottolineare, che secondo me è fondamentale in tutta questa discussione che riguarda il pubblico, la pubblica amministrazione, e che poi si collega direttamente più complessivamente sulla situazione economica del Paese, quindi anche il settore privato. Io penso che oltre agli aspetti normativi, oltre agli aspetti di lavoro pubblico, davvero questo Paese debba ripensare anche ad un ruolo, a rilanciare un ruolo dell'intervento pubblico in termini ad esempio di investimenti. Perché quando si parla tagliare la spesa pubblica, ecco, una voce fondamentale, soprattutto in un momento in cui gli investimenti privati non ripartono, soprattutto in un momento in cui si è in difficoltà, è l'investimento pubblico, che non è soldi né nelle tasche del lavoratore pubblico, né del ministeriale, né del politico, ma è soldi nel sistema delle imprese. Il Job Act di Obama prevedeva Bravissimo. anche io ho sempre detto che preferivo il Job Act di Obama rispetto a quello nostrano, perché era lì che si andava, con obiettivi di innovazione. Allora, se dal 2010 ad oggi questo Paese ha tagliato di oltre il 50% gli investimenti pubblici, guardate che poi noi parliamo dei cartellini, ma questi sono i problemi del Paese. Se noi non rilanciamo questa leva, che è nell'interesse di tutti, a cominciare, voglio dire, dal sistema delle imprese anche nel territorio. Pensiamo ad esempio al ruolo dei comuni, che io capisco tutto, si è scaricato, diciamo così, le politiche di austerità col patto di stabilità, si sono chiusi i rubinetti e guardate che voglio dire, il ritorno è stato il ritorno della recessione, il ritorno delle difficoltà delle imprese, il ritorno di disoccupazione. Se non ripartiamo dal riaprire, come è stato fatto, a mio giudizio, una delle poche cose positive di quest'ultima finanziaria è stato questo, diciamo così, allentamento del patto di stabilità per 2 miliardi. Ma noi ne abbiamo persi 100 all'anno di miliardi dal 2008 in investimenti. Questo è l'ordine di grandezza. Quindi davvero usciamo da discussioni ideologiche, discussioni, diciamo così, un po' anche astratte. Guardiamo i problemi del Paese, soprattutto facciamo una politica che cerchi di mettere insieme questo Paese, perché quello di cui non abbiamo bisogno davvero, e io vedo dietro anche
anche questa discussione sul lavoro pubblico, questo rischio di fondo, è di continuare con un, diciamo così, tentativo di dividere, di contrapporre, di mettere, diciamo così, tutti gli uni contro gli altri, quando invece questo Paese avrebbe davvero il bisogno di una politica che serra un po' le fila su obiettivi chiari per rilanciarlo, perché se no da soli possiamo avere anche il genio a Palazzo Chigi e non ce l'abbiamo, secondo me, ma questo è una mia valutazione personale, non ce la si fa. I problemi sono tanti. Una considerazione... Sì, devi fare una considerazione perché dopo se no te la davo dopo la pubblicità. Dopo la pubblicità. Dai, facciamo così Luigi, perché così abbiamo più tempo, anche perché dopo voglio sentire cosa ne dicono. Allora, pubblicità, pochi secondi, poi torniamo qua in studio, tra poco.